Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Una buona serata a tutti voi. Si gioca questa sera qua dal Pala Hockey di Forte dei Marmi per la 18ª giornata, quinta per quanto riguarda il girone di ritorno, GDS Hockey Forte dei Marmi Versilia, Amatori Vasken Lodi. Gara importante, al momento il Lodi è secondo in classifica con 34 punti grazie al quinto attacco con 61 fatti a 41 subiti, la miglior difesa, seguita a un solo punto dal Forte dei Marmi, terzo in classifica 33 punti, terzo attacco con 67 gol fatti, seconda difesa con 42. Dunque Giulio, numeri che tutto sommato si avvicinano praticamente in tutto, attacco, difesa, punti in classifica, perciò partita decisamente interessante. Sì, anche nei precedenti di questa stagione una vittoria per parte, tutte e due a Lodi, 4-0 in campionato all'andata per il Forte dei Marmi e poi il pesantissimo 2-0 invece in favore del Lodi nel quarto di finale di Coppa Italia che ha sancito l'eliminazione del Forte dei Marmi. Lodi è una squadra che non finisce di stupire, lo avevamo detto lo scorso anno quando nel Lodi militava anche Torner, oltre a Mendez approdato a Trissino, e ancora di più c'è da dirlo quest'anno perché con due cessioni così importanti, anche se sono arrivati elementi importanti come Nahera e Fernandez, però sicuramente meno esperti, meno quotati dei giocatori che sono partiti, e Pierluigi Bresciani continua a fare grandi cose, quindi una squadra che sta facendo un campionato ancora una volta al di sopra di quello che potevano essere le previsioni della Vicica e con pieno merito si trova dov'è. Bene, allora vediamo dalla regia le formazioni, iniziando ovviamente come di consueto da quella ospite. L'Amatori Vasken Lodi arriva in quel di Forte dei Marmi con il numero 12, portiere della nazionale argentina, portiere del Lodi e capitano dell'Amatori Lodi, nonché campione del mondo Valentin Grimalti, il portiere meno perforato di questa Serie 1. Con il numero 4 è Giovannetti, con il 5 Faccin, con il 7 Nahera, con il 9 abbiamo Fernandez, con il 14 Monticelli, con il 54 Fantozzi, il 63 per Antonioni, il 68 Bozzetto, per il 49 Porchera, il portiere a servizio. L'allenatore è il signor Pierluigi Bresciani e adesso la formazione dei rossoblù che sfiera il capitano nonché portiere Riccardo Ognata, portiere della nazionale italiana, con il numero 3 Gual, con il 5 Ambrosio, con il 7 Lombardi, il 10 è per Domenico Illuzzi, il 12 per Francesco Poletti, il 26 per Elia Cinquini, il 57 Chicco Rossi, il 99 Ligno Enric Torner, col 35 portiere a disposizione Mattia Taiti, l'allenatore il signor Roger Molina. Mancano nelle file rossoblù Borgo e Gil per infortunio, dall'altra parte nelle file del Lodi è Barbieri l'assente. E niente da dire che l'ultima gara di campionato all'andata ha finito dopo una partita giocata a ritmi indiavolati, 4-0 per il Forte dei Marmi. Ovviamente molto tempo è passato, lo dimostra l'eliminazione dei rossoblù in Coppa Italia per 2-0 ad opera proprio del Lodi. È una partita importante anche perché insomma ci si gioca la seconda piazza, che al netto di un Trissino inarrivabile oramai visto la posizione in classifica, possiamo dire che è la testa della classifica delle seconde linee, perché insomma è vero che la classifica è cortissima, ma è altrettanto vero insomma che il Trissino oramai io credo che abbia 10 punti, forse 11 di vantaggio, ora vado a memoria, sì, perciò inavvicinabile. Si può solo suicidare, ecco, la formazione di Alessandro Bertolucci. Comunque per il Forte dei Marmi sono due partite proprio una dietro l'altra contro il Lodi, stasera e giovedì la seconda partita di Champions League, che sono molto importanti. Vincendo stasera il Forte dei Marmi scavalcherebbe il Lodi, vincendo giovedì conquisterebbe i primi 3 punti importantissimi in un girone in cui Barcellona e Valongo hanno già dimostrato, vincendo la prima partita, il Valongo addirittura ha vinto a Lodi, di fare sul serio, e quindi sono due partite che in teoria il Forte dei Marmi, o meglio in pratica il Forte dei Marmi deve cercare di vincere a tutti i costi. Da lì a riuscirci c'è un Lodi di mezzo. Un'infinità di ex in pista, il Forte dei Marmi si schiera con Ognata, Gual e poi 3 ex, Ambrosio,
Cinquini e Torner, dall'altra parte Valentin Grimalt, Naghera, Faccin e poi due ex Giovannetti e Antonioni. Tutto pronto, il signor Brambilla, uno sguardo d'intesa con Rondina e si può partire. Ricorda al banco dei cronometristi, è Lossi l'arbitro a disposizione. La sfera intanto recuperata dal Forte dei Marmi con Ambrosio che la serve a Gual. Pressione alta, Gual la fa correre lunga per Torner, attaccato, Naghera la meglio. Poi c'è il primo fallo di Torner, la punizione in favore del Lodi, fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi dopo 21 secondi. È il Lodi che va a manovrare, Naghera in possesso di sfera, cerca un compagno, lo trova arretrato in Antonioni, l'ex di turno. Da questi a Giovannetti, anche lui cresciuto nelle file del rosso-blu. Ancora per Faccin, dall'altra parte Antonioni che la smista su Faccin, Cinquini su di lui, la sfera recuperata da Gual dopo il tocco di Torner. Gual all'indietro per Ambrosio, il missile d'Ambrosio passa al lato, il primo tiro rosso-blu ad impensierire Grimalt. Siamo dall'altra parte con Naghera che muove sfera, cerchio di centropista per Antonioni, attaccato da Ambrosio, Antonioni si allarga, poi cerca il filtrante che non riesce, Gual recupera sfera, riporta avanti il rosso-blu per Torner, da questi ad Ambrosio, fascia sinistra, Ambrosio aspetta il piazzamento dei compagni, arriva fin dietro porta, poi la pallina è ancora per il rosso-blu, dopo l'intervento di Faccina, Ambrosio la fa girare indietro per Torner che chiama lo schema, Eric Torner in orizzontale per Cinquini, da questi a Gual, torna a manovrare la formazione della GDS Impianti, si difende il Vasken Lodi. Gual porta avanti per Torner, il tiro di Torner sporcato dall'avversario, la sfera rimbalza lontana, la recupera Faccin per i suoi, si schiera in fase difensiva il rosso-blu e adesso Antonioni che tenta di portare sfera in profondità, poi c'è il fallo di Antonioni su Ambrosio, fallo di squadra a carico del Lodi. Dunque 1-1, 0-0 i risultati, se ne sono andati 2 minuti nel corso del primo tempo. Ancora la pallina per Torner, sfera orizzontale per Gual, l'accelerazione, cerca di andarsene in una qualche maniera, forse con un pattino l'avversario, ma comunque è ancora Gual che ci prova di prima attenzione su bell'assist di Ambrosio. Fuori dallo specchio la porta, ma sicuramente un'intesa importante in questa occasione. Adesso Faccin che torna nei pressi del proprio portiere e l'arbitro fischia i 5 secondi di antigioco, dunque la punizione in favore del rosso-blu da battere al vertice e alla sinistra di Valentin Grimalt, vertice basso, Ambrosio sulla 6, vicino a lui c'è Torner. Tutto pronto, la battuta, Torner in possesso di sfera, cerca un compagno, gira pallina all'indietro per Cinquini, ancora Cinquini, supera Faccin, se ne va, poi tenta il tiro ma non ha difficoltà Grimalt, Antonioni rimposta l'azione d'attacco con Giovannetti che cambia per Naghera, Naghera cerca di metterla al centro ma non arriva a sfera il compagno. Siamo dall'altra parte con Gual in orizzontale, poi Ambrosio per Torner, la percussione di Torner, attaccato, cerca il filtrante al centro, è debole, Naghera la recupera, porta davanti il Lodi, giallorossi all'attacco, grande fase difensiva di Ambrosio che riparte, Ambrosio, poi il filtrante di Ambrosio è intercettato, interviene però Torner, la sfera per Gual, grande fase difensiva di Giovannetti per l'occasione a stoppare una sfera che sarebbe stata decisamente importante per il rosso-blu. Torner in possesso di sfera, si difende con ordine il Lodi, ancora per Cinquini per Gual, cerca un compagno, lo trova in Ambrosio, 2 su di lui, gli portano via sfera, Giovannetti rimposta per i giallorossi, dunque Lombardi in avanti, Antonioni in orizzontale, Naghera ancora per Faccin che si allarga, non può andare al tiro, poi serve Antonioni attaccato da Gual, mantiene la sfera Antonioni, la gira all'indietro per l'altro ex Giovannetti, adesso Faccin cerca un compagno, lo trova in Giovannetti, il tiro di Giovannetti è però smorzato, attenzione che la sfera rimane lì, Antonioni la recupera, poi l'intervento di Gual gli impedisce il tiro, pallina vagante, se ne sono accorti tutti un secondo più tardi,
Adesso ci prova Giovannetti in una qualche maniera, fuori dallo specchio della porta, nessun pericolo per Gnata e Gual può rimpostare l'azione d'attacco. Intanto se ne sono dati 4 primi e 10, il risultato di 0-0 al Palahockey di Forte dei Marmi, con Gual che supera l'avversario, la mette dietro per Torner, il tiro fa la barba al palo lontano, buona l'intenzione, un po' meno l'esecuzione, sprecisa la conclusione di Torner che comunque era stato liberato molto bene dal compagno. E adesso Antonioni in possesso di sfera, gara che ancora gira per linee esterne, le squadre diciamo che possiamo dire sono ancora in fase di studio, anche se sinceramente è una di quelle frasi che poco intercettano. La sfera adesso è per Cinquini, eccolo là, il filtrante di Gual, il gol di Cinquini dopo 4 primi e 51, lo rivediamo. Giulio, una volta un grandissimo campione, uno di quelli che ha vinto le coppe, veramente mi disse che per fare un bel gol serve un ottimo assist. Questo era perfetto, grande visione di Gual, e però è stato bravissimo Cinquini, che non dimentichiamolo in teoria sarebbe un difensore, a fare un gol da attaccante perché si è preparato la pallina e l'ha messa in rete. Gran gol, grande azione, veramente una perfetta azione, una perfetta ripartenza, azione di rimessa, contropiede, chiamatelo come vi pare, ma grande lavoro in tandem di Gual e Cinquini. Intanto adesso la sfera è per i giallorossi, che ovviamente sotto di uno, sappiamo benissimo che nell'hockey vuol dire poco, ma comunque li costringe a lavorare in altra maniera. Adesso è Cinquini che porta via sfera, Cinquini fra due avversari riesce a servire Ambrosio che la rigira indietro per Gual, da questi a Torner. Torner avanza in orizzontale per Gual, rimbalzo maligno ma Gual mantiene sfera, la serve dietro porta all'angolo opposto per Ambrosio, per Gual ancora, non si intendono i due, riparte Antonioni per il Lodi, poi la sfera è sparata lontana ma è un assist per Ambrosio che cerca di metterla al centro, la deviazione giallorossa si stampa sopra la traversa. La recupera il Forte dei Marmi che può tornare a manovrare. Per poco Faccin non inganna il proprio portiere, sfera per Ambrosio, c'è adesso il fallo di Antonioni su Gual, il secondo fallo di squadra fischiata a carico del Lodi. È una partita giocata a scacchi, Giulio, non ci sono le accelerazioni che siamo abituati a vedere dalle due squadre, o probabilmente si temono, e sicuramente la posta in palio ha il suo valore. Sì, è molto alta la posta in palio, anche perché è chiaro che l'abbiamo detto, no? Con i 3 punti specialmente si fa presto a risalire e a scendere, però in una classifica così corta anche vincere una partita come questa per chi la vincesse sarebbe molto importante, perché comunque sarebbe un passo in avanti importante nella scia sempre di quel tristino di cui parlavi giustamente. Intanto è Naghera che riporta avanti sfera per il suo, arriva fin dietro porta, la serve all'indietro per Antonioni. Antonioni cerca il varco per il tiro, conosciamo bene il Morgan Antonioni, l'abbiamo praticamente cresciuto nelle giovanili, cioè ne abbiamo visto tutto il percorso. Ancora sfera per il tentativo di Giovannetti, la deviazione di Torner fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Lodi. Intanto il primo cambio da una parte e dall'altra, entra Bozzetto, entra Fernandez, fuori Faccin e fuori Naghera. Dall'altra parte il Forte dei Marmi ha cambiato Ambrosio con il Luzzi, un altro ex. L'arbitro che spiega a Giovannetti quello che sono le decisioni. Dovrebbe essere tutto pronto per la battuta. Probabilmente si stanno parlando con l'auricolare i due arbitri, visto che ancora si sta attendendo, non ho capito bene cosa. Pronta la battuta, dunque la pallina è per Fernandez che la gira ad Antonioni. Antonioni cerca il varco, finisce a terra Fernandez. Per Giovannetti cerca di andarsene in dribbling, non gli riesce, la sfera dietro Bozzetto, giovanissimo, arriva dal Montecchio. Ancora Fernandez,
La sfera è ancora per il Lodi che va a manovrare. No, scusate, non è Fernandez quello che è entrato in pista, è Fantozzi, non è Bozzetto, è Fantozzi, abbiate pazienza, ingannato dalla giovane età. Antonioni per Fantozzi, un nome che a Lodi è importante da sempre. La sfera di Fantozzi è un tiro fortissimo ma fuori dallo specchio della porta. Scadono i 45 secondi, la battuta già effettuata. Torner dall'altra parte per Gual, l'accelerazione di Gual, cerca un compagno, si ferma nell'angolo, su di lui c'è Giovannetti per il Luzzi, per Gual ancora, per Torner per Gual, esce dalla zona buia Gual, si accentra, poi cerca il filtrante che non riesce, la pallina poi è riconquistata però dallo stesso Gual su Giovannetti, servita a Torner, dietro la porta Riccardo Gnata, può rimpostare per Cinquini, ancora per Torner, in orizzontale Gual, tanto là in mezzo all'area a cercare spazio c'è il Luzzi, ne esce adesso per consentire un varco, e Luzzi tenta la spizzata sotto misura, niente da fare, Fantozzi recupera per i suoi e porta avanti la sfera. Fantozzi ancora in orizzontale per Giovannetti, dietro porta Fernandez, Fantozzi, ancora Fantozzi, cerca un varco, su di lui c'è il Luzzi, la sfera ancora Giovannetti, Fernandez, adesso è Fantozzi dietro la porta di Riccardo Gnata, il Luzzi su di lui commette fallo, c'è il secondo fallo a carico del Forte dei Marmi, a quota 2 anche il Lodi quando mancano 15:50, il primo time out chiesto dalla panchina rosso-blu. 2 falli per parte, 1-0, paga il gol di Cinquini al quarto minuto, lo rivediamo in questo momento, eccolo qua. È vero che è stato servito bene, però Boia l'ha piazzata veramente in maniera incredibile. Giulio. Ma io continuo a dire che Elia Cinquini sta sempre più assomigliando per certe anche tipi di realizzazioni che fa da attaccante più che a difensore, a Davide Motaran. Due giocatori molto forti fisicamente che però nonostante questo hanno la capacità in area di crearsi delle occasioni. In questo caso era un contropiede, ma Elia è molto bravo anche a liberarsi negli spazi stretti, quindi un gran giocatore veramente, che è stato molto bravo a sfruttare questo perfetto assist di Gual in una partita comunque che è molto equilibrata, con il Lodi che ha fatto già vedere che è piuttosto pericoloso. Una gran conclusione di Antonioni dal limite subito dopo, anzi subito prima della rete, e poi comunque il fatto che la formazione di Bresciani, a parte l'assenza di Barbieri, ha comunque anche essa una panchina abbastanza lunga, nel senso che a parte il giovanissimo Monticelli, gli altri sono tutti giocatori che vengono alternati costantemente in pista. Intanto si riprende a giocare dal vertice basso alla destra di Riccardo Gnata, con Giovannetti sulla sfera, vicino a lui c'è Fernandez e poi abbiamo Antonioni e Fantozzi. Il Fortemarmi intanto ha effettuato un nuovo cambio, dentro Chicco Rossi insieme a Illuzzi, Gual e Torner, dunque turno di riposo questa volta proprio per Cinquini, autore della rete. Bisogna asciugare la pista, lo sta facendo adesso l'addetto. Ricordo ancora Simone Brambilla e Marco Rondina sono gli arbitri di questa gara. Tutto pronto, si può partire. Giovannetti per Fernandez, il tiro di Fernandez, palo e gol, straordinaria rete veramente di Fernandez, ha trovato il varco giusto e fa 1-1 quando sono passati 9 primi e 15 secondi. Un gol nel traffico, inganna il buon Gnata. Giulio, gran gol importante. Gol importante dal punto di vista psicologico, ma anche gran gol perché ha trovato veramente l'angolino giusto, precisissimo, perché ha colpito il palo e poi è entrata in rete. Se c'era bisogno, no, di dire che la partita era equilibrata, questa ne è un'ulteriore conferma. Intanto è Luzzi adesso in possesso di sfera, cambia con Gual per il Luzzi ancora, a centro area adesso il compito è per Chicco Rossi, la sfera troppo lunga, attenzione, la recupera Giovannetti per i suoi,
per Fantozzi, che poi la domestica male, su di lui torna Gual. Fantozzi è comunque in possesso di sfera, può girarla all'indietro, era una buona occasione per il Lodi. Adesso è Chicco Rossi che porta via sfera, la serve a Gual. Gual ancora supera un avversario, toccato da Giovannetti, gira sfera all'indietro, torna la manovra, la formazione del Forte dei Marmi, si difende il Lodi. Adesso è Luzzi, una rasoiata maligna, raso terra, ma fuori dallo specchio della porta, non riesce ad andare alla conclusione. Chicco Rossi poi ci prova adesso e Grimalt compie il miracolo, il tiro passa abbondantemente al lato, la botta secca di Fantozzi, c'è il time out chiesto da Bresciani, sfera al centro dove c'è però Gual a fare buona guardia, a rimpostare per il Luzzi, per Gual ancora, poi interviene Giovannetti, porta avanti sfera, la martellata di Giovannetti, sfera che schizza lontana, ma è in anticipo su tutti Fantozzi che può rimpostare l'azione d'attacco per il Lodi. Forte dei Marmi che adesso deve ragionare, intanto adesso esce Giovannetti, c'è la fase difensiva importante di Gual. Chicco Rossi per Torner per il Luzzi, per Gual ancora la sfera al centro, poi spazzata lontano, è il numero 68 Bozzetto subentrato a Giovannetti a commettere il terzo fallo su Chicco Rossi. Dunque 1-1 il risultato, al quarto minuto Cinquini per il Forte dei Marmi, al nono Fernandez per l'1-1. Poi un paio di interventi per parte, forse il più pericoloso, il più importante è quello di Grimalt su Chicco Rossi, Giulio. Sì, senz'altro, perché aveva già parato prima e Rossi si era allargato molto bene, aveva chiuso praticamente verso la porta e Grimalt ci è arrivato, mi ricordo se col guantone o con la stecca. Grande intervento veramente, ma partita comunque che si mantiene vivacissima con una serie infinita di occasioni da una parte e dall'altra. Intanto vediamo che per quanto riguarda la panchina rossoblu al momento non ci sono cambi, dall'altra parte neppure. Si riprende a giocare, ricordo la mancanza di Borgo e di Gil per i Forte dei Marmi, sostituiti da Poletti e da Lombardi. Dall'altra parte c'è l'assenza di Barbieri, sostituita credo, immagino, da Monticelli, e dunque si riprende con il Forte dei Marmi in possesso di sfera. 13:46 alla fine, Torner in possesso di pallina, sgroppata in fascia destra, si ferma, serve Gual, all'indietro per il Luzzi che parte da lontano, l'accelerazione di Luzzi, poi l'appoggio è per Gual in orizzontale per Torner per il Luzzi ancora, per Torner, dall'altra parte Gual cerca di andarsene, attaccato fra tre avversari, poi Luzzi con gran mestiere la cambia ancora con Gual che la serve all'indietro a metà strada fra Chicco Rossi e Torner. La sera finisce lontanissima, si perdono i 5 secondi, dunque la punizione in favore del Lodi. Vertice basso alla destra di Riccardo Ognata, tanto l'arbitro richiama Rossi e Antonioni per scorrettezze reciproche. Bozzetto per Antonioni che fa la conclusione, che però esce dallo specchio della porta, poi il rimbalzo favorisce ancora il Lodi, sfera lunga, Bozzetto non ci arriva, in anticipo Enric Torner. Intanto c'è il cambio per Guale, entra Lombardi, il Luzzi, la domestica sfera, la serve a Torner per Lombardi, tocca la sua prima pallina il giovanissimo che praticamente è in questa Serie 1 in prestito dalla Serie 2 ormai da diverso tempo a causa degli infortuni. Sfera al centro, finisce a terra Chicco Rossi, dunque non può intervenire, l'arbitro dice che si può proseguire, rimane a terra Rossi. Adesso l'arbitro fischia, questa è una cosa sinceramente che non ho mai capito, se bisogna aspettare che riparta l'azione a stroncare un potenziale contropiede, anche perché Rossi era già a terra da prima, era già a terra da prima. Entrano anche i sanitari. Sì, c'è stato uno scontro abbastanza complicato, nel senso che sono arrivati tutti sulla pallina, Rossi è caduto, forse ha picchiato anche un fianco a terra e quindi è quello che ha avuto la peggio. Tanto vediamo i sanitari che si occupano di lui,
ghiaccio sulla parte contusa, ovviamente a cercare di allentare il dolore. Intanto al cancello è pronto ad entrare Ambrosio e esce zoppicando comunque, perciò insomma il contatto c'è stato, è stato importante, del tutto fortuito ma non per questo meno doloroso. Adesso torna in pista Federico Ambrosio, la sfera è ovviamente per il Lodi che si stava portando in fase d'attacco. Dunque vediamo Fernandez sulla sfera, vicino a lui c'è Fantozzi, Faccin dall'altra parte, Bozzetto in possesso di sfera, cerca un varco, su di lui va Fede Ambrosio che ha la meglio, poi serve il Luzzi che la gira nuovamente per Ambrosio, due avversari su Ambrosio, la scarica su Luca Lombardi in orizzontale per il Luzzi, e Luzzi per Torner, la prende da lontano Torner, va alla conclusione smorzata, finisce a terra intanto Luca Lombardi, poi un rimbalzo maligno gli impedisce la conclusione, si è trovato una sfera al centro. Lombardi adesso un possesso di pallina all'indietro per il Luzzi, da questi a Torner, siamo a una decina di secondi dalla fine dell'azione. Il Luzzi supera un primo avversario, non il secondo. Fernandez può ripartire, è solo fra tre maglie rossoblu, si ferma, aspetta l'arrivo dei compagni, si schiera in fase difensiva la formazione della GDS, alla manovra il Lodi. Fantozzi cambia per Faccin, da questi a Bozzetto cerca di andarsene, su di lui c'è Ambrosio che lo francobolla, ancora Bozzetto per Faccin, attaccato da Torner. Fantozzi adesso si allarga, Fantozzi per la conclusione, il tentativo di deviazione di Fernandez che non arriva alla deviazione, ma è stata un'azione molto importante. Ci prova ancora per il tentativo di deviazione, che stavolta Ambrosio si fa sentire con fisica ed esperienza, la cede a Torner. Buonissima occasione per la formazione del Lodi, non ci arriva Fernandez alla deviazione, il tiro di Fantozzi era sul palo lontano. Adesso è Lombardi per il Luzzi, da questi a Torner cerca un compagno, poi cerca il filtrante per Ambrosio a centro area, attenzione che è Lombardi, si ferma Lombardi, va alla conclusione smorzata dall'avversario, poi finisce a terra sull'intervento di Fernandez, l'arbitro dice che non c'è fallo e al tiro è il palo pieno di Fantozzi, sfortunato il Lodi nell'occasione, ma siamo già dall'altra parte con il tentativo di filtrante di Ambrosio che non riesce, attenzione 2 contro 1, Fernandez ci prova sul primo palo, niente da fare, uguale la riconquista, riparte dall'altra parte, va pericolosissimo il Lodi adesso, è Ambrosio che ci prova da posizione defilata e si riparte dall'altra parte con Antonioni arriva fino a fine corsa, attaccato, si ferma, ragiona, torna a manovrare, ma è stato un 20 secondi veramente per il Lodi importanti, palo pieno di Fantozzi, è forse l'occasione più importante per i giallorossi. Di fatto 1-1 il risultato quando mancano 9:38, ma le squadre stanno dimostrando di avere le carte in regola per passare da una parte o dall'altra. Gualli in possesso di pallina per Lombardi che fa fuori un avversario, poi serve all'indietro il Luzzi, il tentativo di Luzzi per la spizzata, c'è la deviazione, sfera che si alza altissima, la punizione in favore del Forte dei Marmi, vertice alto alla sinistra di Grimalt. 9 primi e 21, 3 falli per il Lodi, 2 per il Forte dei Marmi, 1-1 risultato, ci prova Gual, sfera che poi è riconquistata dal Lodi, sganciata su Bozzetto, su Faccin, ma un grandissimo anticipo e adesso è Gual per il Luzzi che si ferma, poi la dà ancora Gual in profondità per Ambrosio che ci prova in giravolta, no look, niente da fare. Gual in possesso di sfera, attaccato dietro porta da Valentin Grimalt, poi ancora la sfera al centro, non riesce, attenzione, se ne va Antonioni, poi non riesce a superare la guardia di Luzzi all'angolo, la sfera è per il Lodi, il fallo dice l'arbitro di Gual, la punizione in favore del Lodi. Intanto torna in pista Nachera,
tocca la sua prima sfera, Naghera la mette al centro per il gol di Antonioni. Ottimo filtrante, passaggio, come si suol dire, assist perfetto per gol perfetto. Eccolo qua, Antonioni scappa alla guardia di Ambrosio, fa 2-1 per il Lodi. E c'è il time out chiesto subito da Molina, ci deve ragionare su e ragionare bene, Giulio. Sì, perché in effetti dopo il primo time out del Forte dei Marmi il Lodi, non è chiaramente colpa del time out del Forte dei Marmi, è cresciuto, quindi evidentemente Bresciani ha approfittato del time out chiesto dall'altro allenatore per sistemare alcune cose, e adesso il Forte dei Marmi deve stare attento, perché fra l'altro prima di questo c'era già stato il palo di Fantozzi, che era stato un allarme, no? Un segnale d'allarme, e negli ultimi minuti il Lodi è ritornato praticamente a creare grossi pericoli per la Forta di Niata, più di quanto non avesse fatto nella prima fase del primo tempo. Tanto corre ripari dal punto di vista degli uomini Molina, Niata in porta, con lui Gual, Torner, Rossi e Cinquini quando mancano 8:36. Dall'altra parte abbiamo Bozzetta, Antonioni, Faccin e Naghera. La battuta, sfera all'indietro per Gual che si allarga, e c'è il fallo in attacco del rosso-blu, la punizione in favore del Lodi. Terzo fallo, 3-3 per quanto riguarda la speciale classifica, mentre per quanto riguarda il gol avanti il Lodi 2-1. Naghera in possesso di sfera per Faccin, cerca un compagno, lo trova in Bozzetta arretrato, Bozzetto che cambia ancora per Naghera. Naghera poi la gira dall'altra parte dove c'è Antonioni che va a recuperare, si porta Chicco Rossi su di lui. Antonioni, Rossi lo chiude all'angolo, ma la sfera corre all'indietro per Bozzetto, da questi a Naghera, ha un po' di spazio per l'accelerazione, poi non riesce ad andare allo scarico. Ancora Naghera, Gual cerca di portargli via il fallo questa volta di Naghera su Gual, la punizione a favore del Forte Marmi già battuta. Cinquini per Torner per Gual ancora, dall'altra parte c'è Cinquini che riceve, cerca e trova Torner al centro per Rossi che ha il problema di girarsi fra tre avversari, dunque lo scarica ancora all'indietro per il numero 99 Torner, poi la sfera è lunga, non ci arriva Chicco Rossi, la recupera dunque Antonioni e rimposta l'azione per i giallorossi. Bozzetto deve uscire dalla zona buia, lo fa servendo Faccin, ancora per Antonioni, attaccato, resiste alla carica Antonioni in percussione centrale, poi la sfera all'indietro per Bozzetto che se ne va, aspetta un compagno, poi è Faccin all'indietro per Naghera dall'altra parte. Antonioni rallenta molto il Lodi, l'attacco adesso di Cinquini, ma è ancora Faccin che poi la spara in un angolo, visto che eravamo a scadenza di secondi, e dunque la sfera è recuperata da Gual che può portare in avanti. Forte Marmi dunque che impedisce il tiro per i 45 secondi. In orizzontale intanto luce verde per il tentativo, per il time out al prossimo fallo chiesto da Gigio Bresciani, ma la sfera è riconquistata, poi finisce a terra Cinquini, l'arbitro dice che si può proseguire. Attenzione, siamo dall'altra parte con Antonioni e Niata deve fargli straordinari su Antonioni, una sfera persa malamente. Adesso è Torner che la serve per Chicco Rossi si deve allargare per l'intervento avversario, sfera all'indietro per Torner, ancora per Gual, per Torner, non può andare al tiro per l'intervento difensivo di Antonioni. Grande difesa del Lodi, adesso è Gual che cerca l'accelerazione, poi serve Torner, passaggio per Cinquini fra due avversari, per Torner ancora, si chiude la difesa, dunque sfera in profondità dove c'è Chicco Rossi che la domestica su Bozzetto, la gira nuovamente all'indietro, siamo ai limiti del 45, ci prova adesso Gual di prima attenzione, poi il portiere Valentin Grimalta a salvare la porta, occasione per il rosso-blu, niente da fare. Adesso Chicco Rossi è quasi un filtrante per Gual, ma Grimalta fa buona guardia
Intanto Antonioni in possesso di sfera, deve uscire ma serve praticamente Chicco Rossi da questa Gual per Torner, missile di Torner, la deviazione, la sfera che si impenna, la punizione dovrebbe essere, se non vado errato e se non ho visto male, in favore del rossoblu, ma c'è il time out richiesto oramai da qualche secondo da Bresciani e ci sono nuovi aggiustamenti per quanto riguarda le due formazioni. Fra i due time out un Forte Marmi un po' più presente dalle parti di Valentin Grimalt, Giulio. Sì, anche se Lodi sta giocando veramente molto bene, considerando poi anche l'aspetto dell'esperienza che ovviamente è più dalla parte del Forte Marmi, ma il Lodi segue, diciamo, alla lettera le direttive del proprio allenatore e ha messo in grossa difficoltà il Forte Marmi, anche se appunto dopo l'ultimo time out mi pare che Molina abbia cercato di prendere le contromisure. È chiaro che il Forte Marmi deve puntare a volte anche sui numeri dei propri giocatori più esperti e più dotati, ma nel Lodi è bravissimo Antonioni, che credo che se continuerà così, insomma, bisognerà tenerne conto anche in chiave nazionale, perché si è liberato lì davanti alla porta con grandissima rapidità e ha tirato a rete, e una grande parata Rignata, quindi una partita molto molto incerta, molto aperta, che il Forte Marmi è stato bravo, il Lodi è stato bravo a ribaltare dopo essersi trovato sotto. Il Forte Marmi adesso sta cercando di riportare in parità. Intanto mancano 4:42, falli 4 per il Lodi, 3 per il Forte dei Marmi, risultato 2-1. Al gol di Cinquini risponde Fernandez e Antonioni. Adesso si gioca con Cinquini che fa la conclusione, la sfera è per parata dal portiere, poi riconquistata da Chicco Rossi, da questi a Gual ancora che ci prova, sfera che si impenna, l'arbitro dice che si può giocare, dunque ancora per Gual, attaccato da Cinquini, il tiro di Cinquini, il guantone di Grimalt che tiene a galla il Lodi. Adesso Fernandez riporta avanti la pallina per i suoi, Faccin, il tiro di Faccin fuori dallo specchio della porta, riprende sfera Torner, da Torner a Chicco Rossi, Chicco per Torner ancora, percussione in fascia destra, 2 su di lui, cerca il filtrante al centro, ma è Fernandez il più lesto a portare avanti sfera, Naghera Fernandez, Fantozzi per Naghera, sbagliato il tutto, la riconquista a Torner che può dunque tornare a manovrare. Gual, intanto si prepara Ambrosio all'ingresso in pista, Gual ancora, cerca un compagno, lo dà all'indietro per Torner, da questi a Cinquini, per Gual ancora, anche Luzzi si è alzato dalla panchina, forse con un fallo riconquista sfera e Lodi, ma l'arbitro dice che si può proseguire. Faccini in possesso di sfera, fuori Fernandez, dentro dovrebbe essere con il numero 9, scusate, fuori Naghera, dentro Fernandez, ancora lui in possesso di sfera, cerca un compagno, attaccato, mantiene il possesso della pallina, la serve dall'altra parte per Fantozzi, Fantozzi in fascia destra, cerca il filtrante al centro che non riesce, Cinquini la può recuperare per i suoi, Cinquini per Gual, il tentativo di Gual è murato, attenzione, 2 contro 1, adesso però è entrato provvidenzialmente anche Ambrosio, nel momento del contropiede del Forte Marmi ha effettuato il cambio, dunque fuori Rossi e dentro Ambrosio, Fernandez in possesso di sfera, 2:36 ovviamente adesso Giovannetti per Faccin, si cercherà per quanto riguarda il Lodi, attenzione che Ambrosio poi la tocca quel tanto che basta Grimalt per far da salvagente al Lodi, sfera lunghissima per il salvataggio questa volta e il salvagente lo fa Riccardo Gnata su un contropiede velenosissimo. Adesso è Luzzi subentrato a Gual, no scusate, a Cinquini, occasione da una parte e dall'altra, portieri sugli scudi, Torner il missile, la parata dritto per dritto di Grimalt, la sfera recuperata ancora dal Forte Marmi con il Luzzi, per Torner, per Gual, dietro porta, la mette all'indietro per il Luzzi, il missile di Luzzi, tentativo di deviazione che non riesce, la sfera recuperata da Fantozzi che poc'anzi ha avuto un'occasionissima a tu per tu con Riccardo Gnata, ben parata dal portiere della nazionale azzurra. Adesso Antonioni si muove sulla tre quarti, aspetta il piazzamento, poi trova Fernandez attaccato dai Luzzi, Fernandez a ritroso,
ancora lui, la sfera però intercettata, diventa un contropiede per Fantozzi, che questa volta si trova in posizione importante ma se la gioca piuttosto male. E adesso c'è l'aggancio netto di Antonioni su Ambrosio, lo rivediamo, si era liberato molto bene, l'aggancio di Antonioni su Ambrosio, blu ad Antonioni, e dunque si riprenderà con la punizione di prima quando manca un primo e 0-8. Punizione di prima affidata ad Ambrosio. Giulio, sarebbe ovviamente dal punto di vista del Fortenomami da non fallire assolutamente, perché a 1 minuto e 8 dalla fine del primo tempo potrebbe essere l'occasione per riportare in parità le sorti dell'incontro e poi rigiocarsi poi dopo. Però è chiaro che di mezzo c'è un Grimalt che non ha bisogno di presentazioni, il bicampione del mondo argentino. Vediamo come va a finire in questo derby argentino. Allora ci prova Ambrosio col tiro diretto che non riesce, ancora lui cerca il filtrante ma interviene provvidenzialmente Fernandez, che poi se ne va, finisce a terra ma non c'è fallo, dice l'arbitro. Sfera recuperata, Torner 2 minuti di superiorità, cercherà di giocarseli. Ancora Illuzzi per Torner, per Gual, dietro porta Gual per Illuzzi, ancora Gual per Torner, da questi ad Ambrosio per Illuzzi al centro, la spizzata del portiere, attenzione che se ne va Illodi dall'altra parte con Giovannetti, la mette per Fantozzi a ritroso. Ovviamente adesso cercherà di andare a riposo col risultato. Fantozzi in possesso di pallina, mancano 10 secondi, la sfera c'è il fallo di Illuzzi, la punizione e il richiamo ufficiale perché Illuzzi si è lamentato con l'arbitro. 5 secondi, andrà sicuramente a riposo e cercherà di sfruttare l'ultimo tiro il Lodi, che ricordo dovrà riprendere il gioco con una cinquantina di secondi abbondanti di inferiorità numerica nel secondo tempo, ma vediamo questi ultimi 5 secondi se tenterà l'ultimo tiro il Lodi o se farà morire il primo tempo con il risultato di vantaggio di 2-1. Tutto pronto, la battuta, Giovannetti ovviamente se la porta nei pressi di Grimalt e finisce il primo tempo sul risultato di 2-1 a favore del Lodi, risultato che rispecchia quello che è successo in pista, cioè praticamente un Lodi che ha fatto un'ottima fase difensiva, ha trovato 2 reti importanti e anche diverse altre occasioni, ma non è che Grimalt sia riposato più di tanto, Giulio. No, quello che mi è piaciuto del Lodi, se vogliamo, è il fatto che una volta che si è trovato sotto e ha passato alcuni minuti in difficoltà, poi ha saputo riorganizzarsi molto bene e mettere in grossa difficoltà un Fortenomami che invece nella prima parte della prima frazione non mi era sembrato così in difficoltà. Comunque partita ancora tutta da giocare, il Fortenomami avrà 53 secondi del secondo tempo da poter giocare ancora in superiorità numerica. Bene, 9-20, finisce il primo tempo e dunque il risultato di 2-1, apre Cinquini al quarto minuto, al nono Fernandez pareggia, al 16° Antonioni fa 2-1. All'ultimo minuto c'è l'occasionissima per Ambrosio che però non riesce a superare l'ex compagno Grimalt e dunque si chiude il primo tempo sul 2-1 in favore del Lodi. 4 falli per parte, dunque da parte di Fabrizio Ercolini un grazie all'amico Giulio Arnolieri per il commento, a Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, alla regia e a tutti i suoi magici bottoni per Simone Polacci. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, ci sentiamo per la ripresa.
Bene signori, torniamo in diretta dal Palahockey di Forte dei Marmi, squadra in pista, il Forte Marmi con Gnata, Ambrosio, Gual, Torner e Illuzzi, dall'altra parte rispondono Fantozzi, Fernandez e Giovannetti, ovviamente Valentini di Malta in porta. Sono 53 secondi di superiorità ancora per il rosso-blu. Illuzzi la cambia per Torner, da questi a Gual al centro per il tentativo di Illuzzi che non riesce, sfera sparata lontana, va a recuperarla Torner che torna nella zona viva dell'azione. Ancora Enric Torner per Illuzzi, da questi a Ambrosio che va alla martellata, sfera che si impenna, schizza lontana, la recupera ancora Torner per i suoi. Ancora una ventina di secondi di superiorità con Illuzzi in possesso di pallina per Torner. Torner si allarga, la serva Illuzzi, occasionissima questa volta, ben giocata ma smorzata, e poi c'è il fallo dei 45 secondi. È pronto intanto Faccin a fare l'ingresso in pista. Dunque sfuma oltre al tiro diretto anche la possibilità del superiorità numerica per il rosso-blu. Fernandez in possesso di sfera, cerca di andarsene, intanto entra il quarto uomo di movimento, dunque si torna a ranghi completi e ci sono i 10 secondi di punizione per antigioco fischiati a Lodi. Dunque Forte Marmi che può tornare in avanti. Illuzzi in possesso di sfera, da questi a Gual, ricordo il risultato 2-1 maturato nel corso del primo tempo, risultato in favore del Lodi, squadra ospite. Ha aperto le marcature Cinquini al quarto minuto, adesso è Illuzzi che se ne va, sfera all'indietro, Gual, Torner per Gual, ancora lui, la serve per Illuzzi, dall'altra parte per Torner si allarga, cerca la percussione fra due avversari, hanno la meglio, portano via sfera, Fernandez si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni e torna a giocare. Un Forte dei Marmi che ha iniziato in maniera forse un po' più convincente di come aveva chiuso il primo tempo, ma di fatto il risultato arride alla squadra lombarda. Fantozzi per Fernandez inserimento, poi sfera all'indietro per Fantozzi, ancora lui cerca di superare Gual e poi torna sui propri passi, all'indietro per Giovannetti, filtrante per Faccin che non passa, dunque Ambrosio rilancia per Torner ma ha sbagliato il passaggio, diventa un contropiede per il Lodi, cercava un filtrante veloce per il compagno, è diventata una pallina regalata praticamente a Lodi con Giovannetti in possesso di sfera. Ancora Giovannetti, si ferma all'altezza della tre quarti, aspetta il piazzamento, poi c'è la stecca Ignata fuori dall'area di competenza, la punizione in favore del Lodi che recupera così 45 secondi per la manovra. Fernandez ancora in orizzontale per Giovannetti, su di lui va vittoriosamente Illuzzi, la sfera è per Torner che supera di slancio due avversari, poi deve rifugiarsi all'angolo e c'è il fallo di squadra numero 5 a carico del Lodi, a quota 4 del Forte dei Marmi. Si parte dal vertice basso, battuta in questo momento, Torner in possesso di pallina per Gual, cerca il piazzamento dei compagni Gual, trova Ambrosio che serve Illuzzi ma in posizione defilata, Fernandez cerca di metterci il fisico e gli riesce. La palla lunga per Faccin attaccato vittoriosamente da Illuzzi che poi riesce a servire Torner, lo riappoggio per Illuzzi stesso, da questi ad Ambrosio che deve inventarsi qualcosa, stretto da Giovannetti, ancora Ambrosio per Torner, supera un avversario, poi però rinviene su di lui Fernandez, ancora Enric Torner per Illuzzi, Gual, Illuzzi ancora, cerca un compagno, lo trova per linee esterne su Torner, è difficilissimo Giulio entrare là nel quadrato difensivo del Lodi. Sì, molto ben messo, intanto ci prova adesso con un pallonetto Gual ma la palla viene rimessa in gioco dal Lodi. Sì, è molto ben messo il Lodi che ha iniziato il secondo tempo forse rallentando un po' il ritmo ma chiudendo veramente molto bene, e il Forte Marmi dovrebbe cercare
di farlo venire fuori un po' il Lodi e poi cercare di ripartire sfruttando magari la ripartenza per aumentare superiorità numerica temporanea, però si fa presto a dirlo, ma è un po' più difficile farlo, soprattutto perché Lodi sta giocando con grandissima attenzione alla fase difensiva. Senza ombra di dubbio. Intanto Fernandez in possesso di sfera, la gira all'indietro per Fantozzi. Fantozzi supera un avversario, poi si porta fino a fine corsa per il tentativo importante di Fernandez che non trova la porta. Adesso c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi già battuta. Il Luzzi in possesso di sfera, missile di Luzzi, ci mette il guantone questa volta il portiere Grimalta. Attenzione che siamo dall'altra parte con Fernandez che tenta un alza e schiaccia che inganna con la deviazione di Torner. Riccardo Ognata allarga il risultato. Fernandez, quando sono passati, lo rivediamo, la tocca quel tanto che basta per mettere fuori causa il proprio portiere. Dunque 3-1 per il Lodi. Quando sono passati 4 primi e 20 secondi. Giulio. Ho avuto l'impressione che Ignata fosse coperto proprio completamente da Torner, però è stato molto bravo Fernandez a cercare una soluzione che non era scontata, anche perché era abbastanza lontano dalla porta, ci ha creduto e ha fatto centro, e adesso le cose sono veramente difficili, perché se il Forte dei Marmi non si inventa qualcosa, per come sta giocando il Lodi in questo frangente, è molto difficile ipotizzare un recupero. Poi sappiamo che l'hockey è uno sport in cui in qualunque momento una partita può cambiare radicalmente, però ecco, in questo inizio di ripresa il Lodi è partito veramente molto bene. Molto bene, intanto la sfera è recuperata da Enric Torner, poi viene messo giù, l'arbitro dice che si può proseguire, diventa un contropiede Giovannetti. Fernandez, poi Ignata deve fare da salvagente per i suoi. Fernandez all'indietro per Fantozzi, da questi a Giovannetti per Antonioni, ma c'è il fallo di squadra e dunque la punizione già battuta. L'arbitro dice che bisogna rallentare, aspettare un attimo. Battuta in questo momento è Lombardi in possesso di sfera, da questi a Torner. Torner ancora per Ambrosio, per Gual, l'accelerazione di Gual, supera un avversario, spintonato, trattenuto, l'arbitro dice che si può proseguire, poi Gual e Antonioni all'angolo, la punizione in favore del Lodi. Siamo praticamente all'altezza dell'area di rigore difesa da Grimalt. Chiesta la distanza, Antonioni per Fernandez, Fernandez per Giovannetti, attaccato vittoriosamente da Torner che la mette al centro, ancora Lombardi, trattenuto da Antonioni, l'arbitro dice che si può proseguire. Antonioni arriva a fine corsa, poi nell'angolo l'uomo è Ambrosio a riprendere sfera, decide per l'ingaggio l'arbitro, si era fermata praticamente fra i piedi dello stesso e dunque si riprenderà con l'ingaggio, con un Lodi velocissimo a partire in contropiede, anche se poi era stato bravo il Forte dei Marmi a farla allargare, a impedirgli il tiro. La sfera è per il Forte dei Marmi, ma con Gual in possesso di pallina, Gual che va alla conclusione, la deviazione, sfera che si impenna, ancora Gual in possesso di sfera che poi l'arbitro gli fischia una stecca alta quando la pallina era rimbalzata praticamente quasi all'altezza del soffitto. Comunque queste sono le cose che ancora non ho, che nonostante i 50 anni di hockey ancora non ho capito. Anche perché se la pallina era alta per Gual lo era già da prima, da quando l'ha toccata il giocatore. Senza ombra di dubbio la stecca di Gual era sicuramente alta, ma insomma era da solo in un deserto. Non vedo a chi poteva costituire pericolo, allora anche la pallina forse avrebbe potuto costituire pericolo. Intanto la sfera è recuperata ancora dallo stesso Gual che riporta avanti pallina per i suoi. Gual che la mette lì per Lombardi, sporcata da Fernandez, scusate, da Naghera, poi ne esce Naghera, attenzione 2 contro 1, Naghera al centro per Fernandez che litiga con la sfera, fortuna per il rosso-blu. Intanto dentro anche Chicco Rossi e Antonioni per Naghera ancora, per Fantozzi, l'accelerazione di Fantozzi fra due avversari,
la riconquista il Forte dei Marmi. Torner in orizzontale per Lombardi, da questi a Rossi per Torner, ha davanti a sé Nachera, ancora Torner in fascia destra, al centro per Rossi, ma c'è l'anticipo del portiere Grimalt e poi finisce a terra Rossi e Antonioni. L'arbitro decide che il fallo è rosso-blu e dunque la sfera però è recuperata da Torner, che va alla conclusione, ma Grimalt si oppone molto bene. Attenzione dall'altra parte, Nachera al centro, questa volta è Antonioni che la spara altissima. La punizione per il rosso-blu, occasioni da una parte e dall'altra, conferma che la gara è più che mai aperta. Lombardi cerca il varco per la martellata che non trova, ancora per Gual che supera un avversario, poi arriva fin dietro porta, l'appoggio di Gual però intercettato da Antonioni che se ne va in fascia destra, su di lui Torner. A mio avviso era una simulazione, la rivediamo spero, e purtroppo non abbiamo il momento del contatto. Non sono assolutamente d'accordo, di fatto blu a Torner, piove sul bagnato, punizione di prima quando mancano 17:34. Si corre ovviamente ai ripari con i cambi per la potenziale inferiorità numerica, ammesso che il buon Riccardo Gnata riesca a fermare il tiro. Comunque blu a Torner, il tiro di prima affidato a Bozzetto, sicuramente il giocatore meno conosciuto e meno studiato ovviamente. E non penso sia un caso, Assolutamente, assolutamente. Certo che è un momento abbastanza difficile per il Forte dei Marmi, perché se dovesse andare sull'1-4, 3 reti da rimontare a questo Lodi, è veramente, la vedo veramente molto difficile. Però ripeto, stiamo a vedere intanto se prima di tutto Gnata riesce a salvare questo e poi se il Forte dei Marmi riuscirà a gestire l'inferiorità. Bozzetto contro Riccardo Gnata, Bozzetto, Gnata gli dice di no, poi la ribattuta lo premia alzandogli la stecca a mezza altezza e c'è il gol. 4-1 Lodi, adesso è più che difficile, potrebbe diventare un'impresa in un verso o nell'altro, perché ovviamente il Forte dei Marmi dovrà suo malgrado scoprirsi per andare a cercare. Sì, e tra l'altro ecco, con una squadra dalle ottime geometrie come il Lodi, se il Forte dei Marmi si scopre rischia veramente di subire altre reti, perché è una squadra molto attenta, con 3 gol di vantaggio. Ripeto, nell'hockey ne abbiamo viste anche di più nette di partite ritornare in discussione, però il Lodi veramente dà l'impressione di riuscire a gestire molto bene il vantaggio. Vediamo, il Forte dei Marmi deve chiaramente cambiare passo, altrimenti questa partita, per come si è sviluppata, per il punteggio che ha assunto, è molto molto difficile da rimettere in sesto continuando a esprimersi in questa maniera. Senza ombra di dubbio adesso il Forte dei Marmi si schiera in pista, gioco forza senza Torner, con Ambrosio, Rossi, Gual e Cinquini, dall'altra parte Bozzetto, Antonioni, Fernandez e Nachera. Ovviamente Gnata e Grimalt. 4-1 il risultato. Ricordo nel primo tempo il gol di Cinquini risponde Fernandez e Antonioni. Ha la possibilità di Ambrosio di accorciare, ma viene parato il tiro diretto. Il 3-1 è un gol di Fernandez, il 4-1 sul tiro diretto non sbaglia Bozzetto e dunque Lodi meritatamente, per quanto si è visto in pista, in vantaggio. Adesso il Forte dei Marmi deve dimostrare di essere presente. Battuta in questo momento, Gual in possesso di sfera, attacco di Gual per Cinquini ma la sfera è persa, gira lontana, Antonioni in possesso di pallina, ancora Antonioni, c'è il fallo su di lui, diventa l'8º fallo, a quota 6 il Lodi e adesso volenti o nolenti anche la fase difensiva deve diventare un po' più maschia per quanto riguarda il rosso-blu. Bozzetto per Nachera, Nachera ancora cerca e trova Antonioni, Antonioni per Bozzetto, ovviamente bisogna andare in pressing, non si può permettere
giocare con il cronometro, e questo costituisce sicuramente un pericolo per la difesa rossoblù. Naghera in possesso di sfera, scusate, Fernandez per Bozzetto, per Antonioni, attaccato vittoriosamente, poi scivola Cinquini in pista e la sfera se la riporta via Naghera per i suoi. Naghera ancora all'indietro, siamo ai limiti del 45, poi la butta via Antonioni, non rischia il tiro dalla lunga distanza, la sfera è recuperata dal Forte dei Marmi con Gualli in possesso di pallina in profondità per Chicco Rossi. Chicco Rossi per Gual, ancora lui, cerca un compagno, lo trova dietro porta per Ambrosio, 2 su di lui, sfera all'indietro per Cinquini che può provare il filtrante per Gual, ma si interviene però in fase difensiva ancora. Forte dei Marmi con Cinquini al missile, la sfera che passa al lato, Chicco Rossi va a recuperarla per i suoi, la riserva ancora Cinquini, ancora Cinquini per Ambrosio, dall'altra parte per Gual, stringe un po' sulla sfera, ma adesso la sfera è per Bozzetto che la riporta in avanti. Naghera per Antonioni e ovviamente cercheranno quantomeno i 45 secondi. Bozzetto ancora per Naghera, l'intervento, poi la conclusione che passa abbondantemente al lato. C'è la sfera ancora per il rosso-blu con Ambrosio per Chicco Rossi, per Gual che supera il primo avversario, poi la mette al centro per Ambrosio, la sfera recuperata ancora da Cinquini che poi va alla conclusione per Gual, il tentativo di Gual, c'è l'arbitro che ferma il gioco, non si è capito sinceramente, 2 palline in pista, non me ne ero è un freno di pattino, ecco quello che è successo. Vediamo, Fernandez si è rotto il freno del pattino, sembrava giocare con 2 palline. Sì, in effetti, perché poi il colore è quello, si chieda. Adesso vediamo quella che sarà la decisione arbitrale, che sinceramente non ho capito cosa abbia fischiato, cioè ho capito adesso cosa ha fischiato, ma non come si riprenderà, via. Come si riprende? Ecco, si riprende col Forte dei Marmi che ha rimesso in pista Torner dopo i 2 minuti. Torner in possesso di pallina per Cinquini, per Torner ancora, Naghera su di lui, se ne libera Torner, la mette al centro per il tentativo di Rossi, fagli straordinari Valentin Grimalt. Adesso Naghera con calma fa scorrere il tempo, la serve a Faccin che poi va comunque a riprendersi una sfera importante, su di lui Ambrosio, ma è ancora Faccin. Forte che deve inventarsi qualcosa di più e di meglio se vuole arrivare in fondo alla gara, cercando di recuperare qualcosa, perché al momento si sbagliano passaggi fin troppo facili. E adesso il filtrante di Antonioni per Faccin era importante, Faccin preso in controtempo, ma ancora la sfera al centro, Torner sbroglia una difficoltosa matassa. La pallina per Chicco Rossi, per Torner ancora, Cinquini cerca e trova Chicco Rossi, da questi a Torner, l'accelerazione di Torner al centro, succede un po' di tutto in area di rigore, a mio avviso fermata anche con un pattino da parte di Ambrosio, ma l'arbitro dice che si può proseguire visto che oltretutto il possesso è del Lodi. Bozzetto attaccato vittoriosamente da Ambrosio, la sfera è per Torner che poi questa volta è fin troppo altruista. Adesso il tentativo diventa un assist importante, Torner cerca di servire Ambrosio a ridosso della lunetta, era meglio forse se andava a cercare la conclusione. Ancora Ambrosio, il time out chiesto da Gigio Bresciani, al centro per Ambrosio ancora, e questa volta non riesce nella deviazione per l'intervento difensivo di un giallo-rosso, e adesso è Riccardo Ognata che la spara fuori dallo specchio della porta su conclusione di Bozzetto. E c'è il time out chiesto da Gigio Bresciani, che ovviamente darà le ultime direttive per questi minuti che mancano alla fine della gara. Intanto il Forte dei Marmi effettua un cambio, fuori Ambrosio e dentro il Luzzi.
È un Forte dei Marmi, Giulio, che costruisce anche gioco, però poi là negli ultimi metri abbiamo visto Torner, forse fu troppo altruista, aveva lo specchio per poter tirare, ha cercato la soluzione, anche perché nelle ultime partite aveva fatto reti anche da posizioni più difficili. Ma da una parte, visto come si era espresso il Forte dei Marmi nelle ultime partite, perché non dimentichiamo che prima di questa aveva vinto tutte le partite del girone di ritorno, o si è clamorosamente reinvoluta la squadra, oppure, e io propendo per questa seconda ipotesi, c'è un grandissimo allenatore sulla panchina del Lodi che riesce veramente a tirar fuori il 120% dei propri giocatori e a mettere in difficoltà una formazione che a livello di esperienza è superiore alla squadra rossoblu. Ripeto, o appunto possiamo dire, perché poi non sarebbe la prima volta che comunque il Forte dei Marmi ha degli alti e bassi, specialmente in casa, non dimentichiamo le sconfitte con Sandrigo e Sarzana, però stasera, venendo da 4 vittorie consecutive anche decisamente convincenti in alcune circostanze, io credo che forse alla fine di tutto la differenza la stia facendo il modo in cui Bresciani ha messo e sta mantenendo in pista la sua squadra. Poi vediamo, perché 13 minuti e 19 nell'hockey sono sempre tanti, tantissimi, ma ovviamente il tempo corre a favore del Lodi, che tiene sfera, si allarga, poi cerca il filtrante solo quando è convinto di poter avere l'occasione. Intanto c'è il 7° fallo a carico del Lodi, a quota 8 il Forte dei Marmi. La sfera lunga per Chicco Rossi, 2 su di lui, forse anche una trattenuta, ma l'arbitro dice che si può proseguire. Bozzetto in possesso di sfera per Faccin, ancora per Bozzetto, al centro per Giovannetti, dietro porta, su di lui si porta Cinquini. Giovannetti in una qualche maniera riesce a servire un po' fortunosamente Faccin, ma la palla è dietro per Bozzetto. Dall'altra parte Nachera ancora in orizzontale per Giovannetti, per Nachera, attacco di Nachera per Giovannetti, che poi cerca la conclusione, colpisce il palo. Giovannetti, fortunata ancora il Forte dei Marmi in questa occasione. Poi la sfera è lunga per Chicco Rossi, la recupera dunque Bozzetto per i suoi, non riusciamo a tenerla per 10 secondi. Intanto si lotta la balaustra, poi è il Luzzi che la riconquista per i suoi, la serve a Cinquini per Torner. Si schiera in fase difensiva il Lodi, e il Forte dei Marmi adesso deve sicuramente accelerare, anche rischiare tantissimo, ma se vuole trovare la via della rete deve trovare le soluzioni. Niente da fare, è monumentale la fase difensiva del Lodi. Adesso Cinquini riporta via sfera, la serve a Torner ancora, Torner al centro per Chicco Rossi, attaccato da Nachera, finisce a terra e c'è l'8° fallo anche per il Lodi e la punizione in favore del Forte dei Marmi. 11:31, 4-1 il risultato. Nel primo tempo Cinquini, poi Fernandez e Antonioni ribaltano il risultato, lo allargano nel secondo tempo Fernandez ancora e Bozzetto, e questo è quanto visto. Torner in possesso di pallina, si allarga il missile di Torner col guantone dritto per dritto Valentin Grimalt, che sicuramente riesce a dare grande tranquillità ai suoi. Nachera, Giovannetti, Nachera ancora, attaccato, finisce a terra, poi c'è Nachera che sdraia Chicco Rossi e c'è il cartellino blu per Nachera e il tiro diretto in favore del Forte dei Marmi. Vediamo che torna in pista Ambrosio espressamente per tentare la trasformazione. E se prima, Giulio, era importante trasformare, adesso è essenziale se vogliamo sperare in qualcosa. Ambrosio contro Grimalt, vediamo se il bomber rosso-blu avrà la meglio sul campionissimo Valentin Grimalt. Tutto pronto per la battuta,
parte Ambrosio, Grimalt, il gol di Ambrosio che mette a sedere Grimalt e accorcia le distanze. 4-2 per il Lodi, dunque Forte dei Marmi che accorcia a -2 quando mancano 10:56. E ovviamente questo è l'atteggiamento, ma abbiamo avuto bisogno di un tiro diretto. Sì, comunque è molto importante proprio anche dal punto di vista psicologico, perché è chiaro che sbagliare. E questi a Torner, avanza Torner, il Luzzi, il missile di Luzzi passa al lato, poi la sparano in una qualche maniera, Grimalt la recupera il Luzzi ancora per Ambrosio, Ambrosio nello stretto fra due avversari per Torner, dall'altra parte per Gual, è un po' fuori misura, ci prova Gual, la deviazione finisce fuori dallo specchio della porta, non c'è punizione, dunque Antonioni può riportare avanti i suoi. Dopo il gol una buona occasione per il rosso-blu, un paio di tiri alla media distanza che avrebbero potuto fare la distanza. Adesso è Torner che la cambia per il tentativo di Ambrosio, non si intende con il Luzzi, buona l'idea, meno l'esecuzione, e siamo già dall'altra parte con Giovannetti per Faccin, per Fantozzi, per Antonioni ancora. Intanto 9:19 alla fine, Fantozzi per Faccin, da questi a Antonioni, aspetta il piazzamento, trova Giovannetti lunghissimo, su di lui va il Luzzi, Giovannetti manovra sfera per Faccin, all'indietro per Antonioni, Antonioni per il nulla, e dunque Ambrosio riconquistare sfera per i suoi, rimpostare l'azione d'attacco, ma c'è l'anticipo di Fantozzi che premia Giovannetti, poi Giovannetti sbaglia tutto ma un rimpallo maligno gli consegna ancora sfera. Fantozzi a tu per tu con Riccardo Gnata, la meglio, Gual ne esce per tornare al centro, il tocco di Faccin in fase difensiva è provvidenziale per i suoi, la sfera esce, ancora il Forte dei Marmi che spinge per Gual, defilato, cerca il filtrante per Ambrosio, all'indietro per Chicco Rossi, Rossi ancora per Torner, 8 minuti alla fine, 4-2 il risultato. Forte dei Marmi che adesso sta spingendo tanto, ci prova Chicco Rossi, spalla alla porta, attaccato duro, c'è il fallo numero 9 a carico del Lodi. A quota 8 il Forte dei Marmi quando mancano 8:06, 4-2 il risultato in favore della squadra ospite. Ancora è un Forte dei Marmi che adesso, Giulio, sta cercando veramente di arrivare alla conclusione. La sta mettendo in grossa difficoltà anche perché sta dando la massima pressione. Intanto adesso 9 falli tutte e due le squadre, quindi al prossimo fallo di squadra, da qualunque parte sia, ci sarà un tiro diretto. E dicevo che il Forte dei Marmi è consapevole del fatto che il gol gli ha riaperto i giochi, però è anche consapevole del fatto che se Lodi può permettersi di sbagliare qualcosa con 2 gol di vantaggio, il Forte non può permettersi di sbagliare più nulla a questo punto, perché subire un'altra rete e ritornare sotto di -3 sarebbe veramente letale. Tornare intanto se ne va, ci prova sul palo vicino, la salva ancora Grimalt, attenzione, è Fantozzi in fascia destra, cerca un compagno, lo trova nell'arretrato, ma si intromette Gual che porta avanti sfera per i suoi, Gual fin dietro porta, sfera all'indietro per Ambrosio che non arriva all'aggancio, schizza lontana, la ferma lì, poi c'è la punizione per i 5 secondi, dunque niente da fare. 7:16 alla fine, 4-2 per il Lodi che adesso è in pista con Antonioni, Giovannetti, Fantozzi e Fernandez. Risponde il Forte dei Marmi con Chicco Rossi, Ambrosio, Torner e Gual. Fernandez per i suoi, il servizio per Antonioni, Antonioni ancora, cerca un compagno, trova arretratissimo Fantozzi, davanti a lui c'è Chicco Rossi, Rossi che va ad attaccarlo commettendo, dice l'arbitro, il 10° fallo di squadra. Dunque si riprenderà con il tiro diretto in favore del Lodi, 10° fallo, punizione di prima affidata a Fantozzi.
Fantozzi. Era un po' il vantaggio nel tennis, vediamo se il Lodi ha la possibilità di allungare per primo. Sarebbe stato per il Forte dei Marmi meglio se avesse avuto il Forte dei Marmi l'opportunità, ovviamente, perché avrebbe potuto riavvicinarsi ulteriormente. Adesso il Fantozzi può invece allungare ulteriormente, può riportare il Lodi a +3. Fantozzi contro Riccardo Gnata, vediamo quale sarà la decisione di Fantozzi. Il tiro secco che finisce fuori dallo specchio la porta per la deviazione di Riccardo Gnata. Dunque la punizione in favore del Lodi, ma scampa il 10° fallo il Forte dei Marmi. Parato il tiro di Fantozzi e si riprenderà. Adesso c'è Riccardo Gnata a pulire la maschera. Giulio, insomma, ha tirato bene ma ha parato meglio. Sì, anche perché Fantozzi è un tiro potentissimo, l'abbiamo visto, e è stato molto bravo Gnata a intuire la traiettoria e si è visto da dove l'ha buttato, dalla violenza con cui era stato sferrato il tiro. Intanto 6,58 alla fine, dunque 4-2 il risultato. Il 10° fallo in favore del Lodi, sfumato per l'intervento di Riccardo Gnata. Forte dei Marmi che adesso ha un po' più di manovra per quanto riguarda la fase difensiva, ovviamente. Lotta Ambrosio che poi viene spintonato giù. Il 10° fallo adesso è fischiato a Fernandez. E c'è la punizione di prima affidata ancora ad Ambrosio, vediamo se... E questi sono i famosi episodi, no? Di cui si parla spesso nell'hockey, 2 decimi falli. Se Fantozzi non l'ha segnato, se adesso lo segna Ambrosio, da una possibile chiusura della partita il Forte torna invece addirittura a -1 soltanto. Vediamo, perché c'è anche qui un Grimaldi di mezzo. Senza ombra di dubbio, vediamo se riuscirà a superare il portiere campione del mondo. Ambrosio, il tiro, la parata di Grimaldi, anche lui la spara fuori dallo specchio della porta. Niente da fare. E dunque sfumano il 10° fallo da una parte e dall'altra, non sfruttato da una parte e dall'altra, e si ritorna a giocare con la sfera in possesso del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che comunque negli ultimi minuti ha fatto rivedere quella verve che si era vista ad inizio gara. Ma infatti il Lodi sta soffrendo negli ultimi minuti più di quanto non avesse fatto nella prima parte del secondo tempo. Adesso torna in pista 2 palline. Sfera viene riportata al bancone dei cronometristi. La pallina è per Chicco Rossi, da questi Ambrosio. Ambrosio per Rossi a centro area. Antonioni con il fisico. Non c'è fallo, dunque Fantozzi torna avanti per i suoi. 6,29. Fantozzi ancora, finisce a terra e l'arbitro dice che c'è il blu per Ambrosio. Fantozzi si è incastrato, lo vorrei se possibile rivedere, si è incastrato fra 2 avversari, poi va sulla stecca. A mio avviso non c'è il movimento della stecca di Ambrosio, ma di fatto è il blu per Ambrosio. E dunque il tiro diretto, punizione di prima affidata a Bozzetto, che aveva pagato ad inizio del secondo tempo, quando mancano 6,22, gara che non finisce mai. Fernandez e Bozzetto sulla sfera e adesso è Riccardo Gnata chiamato al nuovo miracolo per far sperare ancora i suoi. Ovviamente se Gnata compirà il miracolo poi c'è l'inferiorità numerica, dunque sempre tutto molto difficile. Parte Bozzetto, porta sfera a tu per tu con Gnata che gli dice di no. Adesso la pallina è ovviamente per 2 minuti in favore del Lodi. Antonioni, Lodi che potenzialmente potrebbe anche farli passare tutti senza rischiare nulla e accorciare ulteriormente il tempo.
Sfera per Antonioni che ci prova, la pallina però è recuperata da Marc Gual. Gual che la gira per Torner, Torner che supera un primo avversario, non il secondo, poi la riconquista Fernandez, la cede ad Antonioni, torna al giochino a 4. Antonioni in possesso di sfera per Bozzetto, per Antonioni ancora, finisce a terra, la sfera recuperata da Torner, deve far tutto da solo, poi la spinta di Antonioni su Torner, l'arbitro dice che non c'è fallo e intanto Gnata ferma l'incursione di Fernandez. Gual in possesso di pallina, se ne va Gual, supera di slancio, poi la sfera all'indietro per il tentativo di Gual, ancora su imbeccata di Torner e deve ancora far da salvacente Valentin Grimalt, ma si torna dall'altra parte. Fantozzi ancora per Fernandez, per Fantozzi che serve Bozzetto, ancora il tiro di Fernandez smorzato, Chicco Rossi, poi c'è il fallo numero 11 a carico del Lodi, la punizione, tanto richiamati alla calma Chicco Rossi e Fernandez, la punizione in favore del Forte dei Marmi, battuta in profondità per Chicco Rossi, alla sponda Rossi attaccato da Fernandez, lottano i due, alla meglio Rossi, la gira all'indietro per Gual, intanto si prepara Cinquini all'ingresso, sono ancora 14 secondi di inferiorità, palla lunga per Chicco Rossi, cerca di girarsi, trattenuto vistosamente, si lamenta Nachera. Sta giocando molto bene l'inferiorità numerica al Forte dei Marmi, il Lodi poteva forse secondo me gestirla diversamente, l'uomo in più. Senza ombra di dubbio, intanto sono 6 secondi ancora di inferiorità, bisogna resistere ancora, scade in questo momento e rientra Cinquini, dunque superata l'inferiorità numerica con Gual che impegna oltre misura Grimalt, ma di fatto 4-2 il risultato e il Forte Marmi a mio avviso meriterebbe la rete perché in questa seconda parte del secondo tempo ha fatto vedere grandi cose. Intanto Chicco Rossi prende il turno di riposo, in inferiorità ha speso tantissimo a fare là da solo praticamente metà squadra, ci prova adesso Torner, la sfera è intercettata, subentra ovviamente Ambrosio, poi la pallina rimane lì, la riconquista Ambrosio, la mette al centro ma Fernandez fa buona guardia, adesso Torner attaccato duro da Fantozzi, l'arbitro dice che si può proseguire, il tiro di Cinquini smorzato, Bozzetto, subentra Gual, la serve a Torner che la mette sul palo lontano ancora una volta per Ambrosio ma è fuori misura, attenzione che siamo dall'altra parte con Gnata che si guadagna il pane ancora una volta, Gual, il tiro smorzato e diventa un contropiede 2 contro 1, Antonioni, il missile passa abbondantemente al lato, finisce sul retro della porta, 3 minuti alla fine, 2 gol da recuperare del Forte dei Marmi se vuole arrivare quantomeno al pari, ma è un Forte dei Marmi che a mio avviso meriterebbe la rete per quanto fatto vedere. Intanto ancora asciugare la maschera, respirare un attimo. Giulio. Ma diciamo che di tutte le partite giocate fra Lodi e Forte dei Marmi questa fase del secondo tempo è quella in cui il Forte dei Marmi è riuscito più a mettere in difficoltà Lodi, forse anche più del 4-0 con cui vinse all'andata sulla pista di Lodi, perché veramente nella Coppa Italia il Lodi gestì benissimo tutta la partita. Stasera si era portato molto bene sul 4-1, poi evidentemente il 4-2 più forse di quanto non autorizzerebbe a agitarsi, diciamo così, no? Perché comunque ha sempre 2 gol di vantaggio. Lodi ha accusato abbastanza il contraccolpo psicologico della seconda rete subita e ha rischiato abbastanza, anche se poi chiaramente l'abbiamo visto, l'hockey non è uno sport dove si può mettere a paletti, come si dice nel calcio, una squadra e non rischiare, si rischia sempre, però ecco effettivamente l'ho visto un po' in difficoltà il Lodi in questa seconda parte del secondo tempo. Intanto è Gual che recupera la sfera, la serve a Torner all'indietro ancora per Gual, per Torner ancora, finta il tiro, supera Antonioni, la mette al centro per Ambrosio, su di lui però c'è Bozzetto, poi finisce a terra Ambrosio, l'arbitro dice che non c'è fallo, se ne va Bozzetto, serve Fantozzi,
al centro per Fernandez, subentra però Ambrosio per Torner, la piazza benissimo, ma Grimaldi è campione del mondo e un qualche motivo c'è, va a fermare un gol che era praticamente fatto, già battuta la punizione, ma l'arbitro dice che bisogna rettificare la posizione. Battuta in questo momento, Ambrosio in possesso di sfera, la mette al centro, pallina lunga, Torner in anticipo, Cinquini la recupera per i suoi, la dà ad una mano per Torner, ancora per Cinquini, Cinquini per Ambrosio, Ambrosio al centro, poi Gual ci prova con un tiro dalla media distanza che però prende una strana curva. Torner, la punizione in favore del Lodi quando mancano 2:08, Forte d'Armi che le sta provando tutte e ancora Antonioni la dà lunga, ma c'è l'anticipo di Ambrosio, poi su di lui rinviene Faccin, Fernandez per Fantozzi, Fantozzi per Faccin che la tira altissima, ma è un'occasionissima magica per il Lodi. Ancora Gual al centro, niente da fare, la fase difensiva del Lodi è spietata, poi Gual recupera sfera, ma è ancora Fernandez in anticipo su Torner, se ne vanno 2 contro 1, Fernandez, Faccin, la martellata di Faccin, rischia l'autorete Ambrosio, sfera che si ferma sopra la porta. Qui fra fortune e sfortune non si sa più bene a che santo votarsi, di fatto c'è il time out per questo rush finale, vediamo quello che farà il Forte dei Marmi, che ricordo è sotto sulla pista amica per 4-2 ad opera di un ottimo e concreto Lodi. Sì, Forte dei Marmi diciamo che nell'ultimo minuto comincia forse a accusare un po' di stanchezza a livello di lucidità, del resto insomma ovviamente è sempre sbagliato parlare degli assenti, però insomma quando uno degli assenti è Pedro Gil magari in certi momenti le sue conclusioni da fuori, ma anche soltanto la sua presenza in pista avrebbe chiaramente modificato gli assetti in marcatura, no? Però è chiaro che non è certo colpa del Lodi se Pedro Gil è infortunato e fa bene a fare la sua partita al Lodi, un Lodi che a questo punto è veramente vicino all'obiettivo perché insomma il tempo è ormai molto ridotto e soprattutto sono 2 le reti di vantaggio della formazione lombarda che, ricordo, anche pareggiando manterrebbe la seconda posizione visto che il Forte dei Marmi è dietro di un punto. 1 minuto e 32 secondi ancora da giocare. 1 minuto e 32 secondi che il Forte dei Marmi dovrà buttare in avanti assolutamente la sfera, la pallina rimane lì però e la riconquista subito il Lodi. All'indietro arriva Torner, importante su di lui, poi Gual a sventare il pericolo, esce Riccardo Gnata ed entra il Luzzi, dunque ultimo minuto senza portiere con Antonioni che torna in avanti, che la tira Antonioni, ma c'è la sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco. Il time out chiesto da Gigio Bresciani, 1 minuto netto. Torna in pista Riccardo Gnata visto che la punizione è in favore del Lodi. Niente da fare, il Forte Marmi non riesce a trovare la rete che potrebbe riaccendere gli ultimi secondi di speranza, ma di fatto non l'ha trovata a lungo e questa è la differenza. Diciamo Giulio forse che abbiamo visto un Forte dei Marmi convincente all'inizio, poi per buona metà di gara, fra il primo e il secondo tempo, il Lodi l'ha fatta da padrone. Nell'ultimo quarto il Forte dei Marmi forse avrebbe meritato di accorciare ulteriormente. Sì, diciamo che il Forte dei Marmi si è un po' adagiato nella fase centrale, cioè fra la seconda parte del primo tempo e la prima del secondo, si è un po' adagiato in quello che era il gioco che il Lodi stava facendo, un gioco molto produttivo perché poi ha portato la squadra lombarda fino al 4-1 vantaggio, poi il 4-2 ha riaperto le speranze, a quel punto lì un po' il Lodi ha accusato il colpo, un po' il Forte dei Marmi ha prodotto la massima spinta e da lì è venuto fuori la difficoltà in cui si è trovato un Lodi che però nell'ultimo minuto forse sembrava aver ritrovato, ecco riesce di nuovo Gnata, sembrava aver ritrovato un po' il controllo della pista. Ora siamo a meno di 1 minuto dalla fine. Meno di 1 minuto, luce rossa con Gual in possesso di sfera per Torner, per Cinquini che ci prova dalla lunga distanza, niente da fare, è Fantozzi che se ne va,
non c'è portiere, Fantozzi piazza dentro il gol che chiude la gara quando mancano 33 secondi. È il rischio di giocare ovviamente senza portiere. E il Fortenomami l'ha sfruttato 2 volte contro Istine e Valdagno, questa volta è stato punito invece, ma del resto non aveva altro da fare. Non c'era alternativa, ci ha provato. La chiude dunque Fantozzi, 5-2 il risultato quando mancano 33 secondi. E il Forte dei Marmi ha questa involuzione dal punto di vista dei numeri, perché poi in realtà ha lottato ogni pallina, ma ha incontrato un Lodi che è stato sicuramente molto concreto. Sfera per Torner che va alla conclusione, neanche questa volta gli concede niente la difesa del Lodi. Ancora la sfera al centro, ma bisogna ripetere la battuta, bisogna aspettare il fischio dell'arbitro. Dunque il Forte dei Marmi non trova i 3 punti per sorpassare il Lodi e adesso dovremo aspettare, visto quanto è corta la classifica, quelli che saranno gli esiti delle altre piste per poter giudicare se siamo terzi, quarti, quinti, sesti o settimi, perché in 3 punti ci sono 7 squadre. Sì, infatti è questo purtroppo per il Forte dei Marmi chiaramente è la seconda sconfitta consecutiva con il Lodi, questa volta addirittura fuori casa. È meglio in casa del Forte dei Marmi, finisce in questo momento e il Lodi capitalizza una parte, come abbiamo detto, la parte finale del primo tempo e la prima parte della ripresa giocata ad altissimi livelli, e il Forte dei Marmi non è riuscito in quella circostanza non solo a gestire, o meglio a mantenere la situazione sotto controllo, ma ha finito per accumulare quelle 3 reti di scarto in passivo che sono poi risultate definitive. Lodi ancora una volta vince una partita con una grandissima prova a livello di gioco, ha rischiato, ripeto, io è la volta che un pochino più in difficoltà rispetto alle altre 2 partite l'ho visto, sembra un paradosso perché Forte Marmi la prima l'aveva vinta 4-0, ma questa sera l'ho visto veramente vacillare dopo 4-2 il Forte Marmi. Però le grandi squadre fanno anche questo, riescono a superare anche i momenti di difficoltà con episodi, con qualunque cosa si voglia, però il Lodi ha portato a casa una vittoria meritata. Il Forte Marmi deve invece meditare sull'ennesima sconfitta interna e cominciano ad essere veramente troppe per una squadra che punta in alto. Grazie, buona serata. Senza ombra di dubbio, grazie all'amico Giuliano Rieri per il commento, lo lascio al suo pezzo che potete leggere domani sulla Nazione, redazione della Versilia Cronaca Sport. Un grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese e la parte tecnica, per la regia Simone Polacci che ci ha guidato in questa gara. Ricordo ancora, il primo tempo si chiude sul 2-1 grazie al gol di Cinquini e alla doppietta giallorossa, un gol di Fernandez su Antonioni. Nel secondo tempo si allarga il Lodi con Fernandez Bozzetto, poi Naghera Ambrosio riesce ad accorciare per il 4-2. Nel finale, senza portiere, il Forte Marmi nel tentativo di recuperare subisce la quinta rete e dunque il Lodi non solo mantiene la testa della gara, ma mette anche i puntini su quello che sarà la gara di giovedì prossimo, dove ancora qui al Palahockey di Forte dei Marmi si incontreranno le 2 squadre, ma questa volta per la Champions, e ci auguriamo di vedere ancora una gara altrettanto importante. Ovviamente se io dovessi premiare qualcuno per quanto riguarda il migliore in pista, lo darei ex equo ai 2 portieri, perché veramente hanno sventato una serie infinita di tiri. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, la linea torna allo studio, a risentirci a giovedì sempre qui dal Palahockey di Forte dei Marmi.